Ha un volto il bandito che venerdì dopo le 23 non ha esitato un attimo a spingere sull'acceleratore della BMW rubata su cui viaggiava e travolgere un capo pattuglia della Polizia Stradale di Padova, un agente di 45 anni nell'area di servizio della 4 Tesina Sud a Grisignano di Zocco. L'agente ha riportato diverse fratture e un profondo taglio a un sopracciglio, ma è stato dimesso dall'ospedale San Bortolo di Vicenza, dove era ricoverato. Nel frattempo, grazie alle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza dell'area di servizio, il malvivente è stato identificato. Si tratta di un romeno evaso dagli arresti domiciliari, ripreso mentre beve un caffè e sale sull'auto rubata a Rho, nel milanese. Accortosi degli agenti che si stavano avvicinando dopo l'allert lanciato dalla centrale operativa, l'uomo ha investito il poliziotto lasciandolo a terra ed è fuggito. La BMW si è poi diretta verso il veneziano, dove è stata intercettata dagli agenti della Polizia Stradale di Venezia che l'hanno inseguito sino a Spinea, da dove, abbandonato il veicolo, è fuggito a piedi raggiungendo Santa Maria di Sala. Rubato un altro mezzo, il bandito si è diretto a Porto Gruaro. Qui ha sottratto un'altra BMW a una donna che per lo spavento è stata ricoverata in stato di shock e subito dimessa. Una fuga di cui si perdono le tracce in Friuli, a Rivignano Teor. Lasciata la BMW, il romeno si è impossessato di un furgone con il quale potrebbe aver varcato il confine diretto in Romania. Sul suo capo pende adesso anche l'accusa di tentato omicidio. Le indagini continuano.